Buongiorno a tutti, buongiorno in sala, buongiorno a chi è a casa. Oggi siamo riuniti per lodare il Signore. Lo facciamo con questo versetto dalla prima lettera ai Corinzi, che dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Ci fermiamo qui. Quindi siamo qui per lodare Dio, per benedire la sua persona, per benedire la sua santità, per lodare la sua maestà, per lodare la sua signoria, per ammirare la sua misericordia e ringraziarlo di questa consolazione costante, così come ci viene indicato da questo versetto. E infatti vogliamo dire a gran voce: benedetto è il nome del Signore. Alleluia. Doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire. Signore nostro Dio, ti benediciamo per i doni, Signore, che hai elargito a tutti noi, come questa splendida giornata che vediamo fuori, come i giorni che sono trascorsi, come i giorni che hai preparato, Signore. Voglia tu benedire questo culto, voglio tu guidare, Signore, questa giornata.
non siano le mie parole, le parole di Riccardo, ma le tue, Signore, condotte da te, Signore. Lode e gloria al tuo santo nome, benedetto il nome in eterno di Gesù nostro Signore. Alleluia. Amen. Geremia 1,8. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Alleluia. Poco prima abbiamo parlato di un Dio misericordioso, un Dio consolatore. Geremia pone ancora un altro aspetto davanti ai nostri occhi, il Dio che ci libera. Da cosa ci libera? Lo sappiamo, dalla schiavitù della morte, dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù dei nostri pensieri malvagi. Il Signore ci libera dal timore del futuro. A volte la vita ci riserva degli ostacoli, ci pone davanti a dei giganti. Noi non dobbiamo avere paura e timore di queste cose, perché Gesù ha vinto anche queste cose future. Tutte queste cose sono un motivo in più per lodare il nostro Signore, per dire io non temerò del futuro e di ciò che mi riserva, Signore, perché io sarò con te. Alleluia, non temerò. Signore, ci sono tante cose che io non comprendo. A volte questo futuro davanti a me sembra così buio, ma io so, non devo temere, tu sei il mio Signore. Volte mi hai soccorso, hai risposto al mio pianto. Quante volte hai dimostrato di amarmi veramente. È un amore così grande, al di là di ogni pensiero. Questo amore che tu hai per me. Anche se crollasse il mondo, io non temerò. Anche se finisse la mia vita, non avrò paura, perché tu sei il mio Dio, il mio grande Salvatore. No, non temerò. Signore, sei tu che tieni il nostro universo nella tua mano, tu che guidi la mia vita secondo il tuo piano. Come potrei avere paura, temere ancora? Quante volte mi hai soccorso, hai risposto al mio canto. Quante volte hai dimostrato di amarmi veramente. È un amore così grande, al di là di ogni pensiero. Questo amore che tu hai per me. Anche se crollasse il mondo, io non temerò. Anche se finisse la mia vita, non avrò paura, perché tu sei il mio
non temerò, alleluia. Cosa stiamo cantando al Signore, è vero? Cosa stiamo cantando? Riflettiamo sul testo che stiamo cantando. Salmi 35, versetto 28, ancora prosegue la nostra lode verso il Signore, dice: la mia lingua celebrerà la tua giustizia, esprimerà la tua lode per sempre. Amen. E ci vuole un bel amen. Quale potrebbe essere la giustizia di Dio? Oppure la nostra idea di giustizia è sicuramente diversa dall'idea di giustizia di Dio, è vero? Perché tante volte noi siamo assetati, affamati di giustizia, però come forma di rivalsa o come forma magari di ripicca, oppure perché vogliamo difenderci da un torto subito. Invece la giustizia di Dio è sotto forma di salvezza. L'uomo cerca una giustizia, perdonatemi, una giustizia temporanea per soddisfare le nostre esigenze personali. Dio invece vuole darci una giustizia eterna per benedirci in eterno. C'è una grossa differenza, no? Tra la nostra giustizia e quella della giustizia di Dio. Abbiamo una visione completamente distorta a volte della giustizia e quello che immaginiamo è tutt'altro. Ed è per questo, poiché il Signore vuole darci una giustizia eterna, noi vogliamo dire al Signore: Signore, ti vogliamo lodare in eterno e in ogni tempo. E lodeiamo l'eterno in ogni tempo. Alleluia. Pas été permis pour tout le monde, mais tu nous as fait cette grâce-là, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci pour ce que tu fais encore pour nous. Merci pour la semaine qui s'est bien écoulée.
nous avions appris que de bonnes nouvelles, aussi de mauvaises nouvelles, mais toutes ces choses pour la gloire de ton nom, Papa. À toi la gloire, à toi l'élévation. Dieu à jamais sur le trône. Amen. Amen. Sia magnificato il tuo nome, Dio, perché tu rispondi, tu ci liberi da tutti i nostri timori. Sia magnificato il tuo nome, Signore, su tutta la terra. Sia magnificato il tuo nome all'interno di questa sala, Signore. Ognuno che deve ancora conoscerti, ti conosca presto, Signore, per magnificare il tuo nome. Lodato il tuo nome sia, Signore, da noi che siamo qui dentro. Lodato il tuo nome, il nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non la mia. Grazie Padre Celeste perché anche oggi ho aperto gli occhi a questo mondo, grazie che ci hai fatto diventare figli tuoi e grazie che ci hai benedetto ogni santo giorno. Benedici tutti i nostri ministri, tutte le chiese, Signore, ti prego abbondantemente, che si apprestano sempre a dare la parola, ad aiutarci, ad edificarci. Aiutaci, Signore, sempre a camminare nella retta via, senza mai cadere né a destra né a sinistra. Plasmaci, modellaci, donaci tutta la pace del cuore. Grazie, Padre Celeste, mio primo santo immacolato. Dio ti prego. Amen. Amen. Signore, grazie perché quando ti ho cercato, Signore, mi hai risposto. Quando avevo capito che sarei finito all'inferno a causa mia, Signore, tu mi hai risposto, Signore, non ti sei tirato indietro e mi hai mostrato che mi avevi cercato prima tu, scendendo sulla terra e morendo per me, Signore. Grazie per questo, Signore, grazie perché ci hai cercato infinitamente e hai trovato, Signore, un modo perfetto per abbattere il male e per abbattere il nostro peccato, Signore. Ti ringrazio sempre anche perché nella quotidianità io ti cerco e tu mi rispondi quando sono abbattuto, certe volte per colpa mia, certe volte per colpa degli eventi, Signore, però io ti cerco, tu mi rispondi e poi scopro sempre che sei tu che sei venuto a cercare me anche per sanare i problemi della mia quotidianità. Grazie per questo, Signore. E di conseguenza non mi rimane nient'altro, non ci rimane nient'altro che magnificare il tuo nome nel tuo santo nome. Amen. Amen. Grazie Signore, anche la mia voce non può tacere rispetto al tuo infinito amore. Grazie perché sei veramente sempre vicino a noi, costantemente, sei misericordioso, sei paziente, ci aiuti. Signore, anche se ci sono delle difficoltà, delle problematiche, noi sappiamo che soprattutto tu sei bene. Tu sei la cosa migliore, più bella dell'universo, hai bontà infinita, questa bontà è ridossata su di noi costantemente ogni giorno, perché essendo che tu parli solo del bene, automaticamente sappiamo che quello che ci capita è comunque un bene, perché vuol dire essere usati da te. È meraviglioso sapere di essere usati da te perché siamo tuoi figli e quindi qualsiasi cosa che succede io ti lodo, ti ringrazio perché io so di essere tuo, sono tuo e sono sereno perché comunque arriverò con te nel cielo perché me l'hai promesso. Questa fede infinita voglio che nel mio cuore possa continuare ad abbondare e che molta gente possa capire quanto tu sei l'unico vero Dio e l'unica vera speranza per questo mondo. Possiamo noi tutti quanti continuare a lodarti, ringraziarti per quello che hai fatto. Qualsiasi cosa succeda, sottolineiamo, tu hai tutto sotto controllo. È sempre per un motivo, qualcosa possiamo noi essere aiutati da te in qualsiasi maniera perché possiamo essere di esempio ad altri, possiamo essere di aiuto ad altri, di conforto. Tu ci hai dato la possibilità di capire, dandoci l'intelligenza di sapere questo immenso piano di salvezza che tu hai dato per noi. Noi siamo salvi, siamo vivi in eterno. Grazie Padre di questo dono, questo miracolo incredibile dato dal tuo figliolo Gesù Cristo. Noi qui contenti, con gioia, il cuore in mano, noi ti ringraziamo per te, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie per il tuo amore e la tua bontà che hai avuto verso di noi. Signore, grazie che hai mandato tuo figlio qui sulla terra per subire le pene che avremmo dovuto subire noi.
Signore, grazie perché grazie a questo grande sacrificio, che è dimostrazione del tuo amore, noi possiamo avere accesso a te. Signore, grazie perché possiamo venire davanti a te, davanti al tuo trono, per lodarti e per adorarti. Signore, grazie per ogni dono, ogni benedizione che ci dai ogni giorno. E Signore, grazie perché tu ci ami. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Signore, benediciamo il tuo nome e ti esaltiamo, Signore. Ti ringraziamo col cuore, Signore, perché ci hai resi liberi. Questa libertà l'abbiamo avuta in Cristo Gesù, Signore, quando Lui è entrato nei nostri cuori, quando ci ha donato la grazia infinita, il suo amore in abbondanza, Signore, un amore incondizionato, Signore, un amore che non meritavamo, ma che per la tua grazia ci hai elargito, Signore, in Cristo Gesù. E ora vogliamo prostrarci ai tuoi piedi, vogliamo inginocchiarci davanti alla tua maestà e dirti grazie. Grazie con tutto il cuore per il dono di Gesù. Amen. 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 Signore, ti ringrazio per la tua bontà, per il tuo amore e per la tua infinita pazienza che verso di noi, nonostante non ci comportiamo bene come il tuo vero figlio, è stato sulla croce per noi, per i nostri ci ha portato. Comunque non diciamo migliorare, perché noi da soli non ce la facciamo. In nome di Figlio tuo, Gesù. Amen. 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 Prima di dare la parola alla Chiesa, volevo leggere il versetto 30 dal Salmo 109. A voce alta celebrerò il Signore e lo loderò in mezzo all'assemblea. Ecco, testimoniare e raccontare qualcosa, quello che è successo questa settimana, o quello che magari è in progetto per la vostra vita, o anche un versetto che vi ha colpito, è lodare il Signore. È lodare il Signore e lodarlo in mezzo all'assemblea. Quindi questo versetto ci invita a fare ciò. Se hai qualcosa da dire, e adesso è il tuo tempo. Prego. Cristian. Io volevo più che altro condividere una, diciamo, breve riflessione su cosa ho saputo. Purtroppo il problema che ho continuerà ad essere sempre probabilmente più elevato, tuttavia chiacchierando, pregando e sentendo anche altri fratelli, ho notato, ho fatto uno step, diciamo, dal punto di vista di comprensione di cosa il Signore vuole per noi. Ed è stato incredibilmente edificante, perché comunque sia, anche in preghiera, prima magari l'ho detto, ma il fatto di sapere, di essere usati per poter essere gloria a Dio, wow, mi sono sentito quasi imbarazzata, io una cosa piccola così, wow, siamo noi suoi figli, no? E allora anche in queste difficoltà, chiunque abbia problemi di qualsiasi tipo, magari di salute o anche di altre varie problematiche, l'idea di pensare di siamo usati da Dio, caspita, è bellissimo, perché noi siamo i suoi servi, ma non servi con la parola che difficile, magari tante volte viene vista come una parte dispregiativa. Sì, sì. No, siamo servi perché noi lo desideriamo, e quindi libertà di fare un qualcosa e sapere di essere suoi del tutto, eppure se usarci, no? I suoi strumenti Sì. divini, wow. E allora consiglio, problemi non ce ne saranno, perché io dico sempre a mio figlio, di problemi ce ne sono milioni nel mondo, sì. ma di soluzioni ce ne sono al doppio. Alleluia. Grazie, grazie. Molto incoraggiante, Vito. Io volevo ricordare a tutti che è mancato Petru Locuta, e noi dovremmo essere vicini con la preghiera al Signore anche in altro modo, se credete. Sì. E Anna, sì, io non l'ho sentita in questi ultimi giorni, ma comunque noi lo ricordiamo perché ha portato questo contributo di preghiera in romeno, ve lo ricordate, no? Certo. Lui faceva tanta fatica a seguire gli incontri in lingua italiana, comunque ce lo ricordiamo, soprattutto stiamo vicini con la preghiera ad Anna, che in questo momento è molto
molto sola e non sta benissimo di salute neanche lei. Lode al Signore per quello che ha fatto nella vita di Pietro, perché il Signore gli ha parlato, l'ha chiamato per nome e lui ha risposto. Lode a Dio. Prego. Io vorrei fare una piccola testimonianza che sembra una cosa forse banale, ma in realtà lì si vede comunque la potenza del Signore. Allora, noi abbiamo una coppia come vicino al nostro appartamento che litiga continuamente. Adesso lei ha avuto la bambina da poco, si sono calmati per pochissimi giorni, adesso sono tornati a litigare. Litigano praticamente tutti i giorni, è una coppia molto giovane, Sì. albanese, abbiamo provato anche a evangelizzarli, sembrerebbero musulmani non praticanti, però all'apparenza sembrano una coppia felice quando parlano con noi, però chiuse le mura, una volta chiusa la porta, continua a litigare. Loro pensano che non si senta nulla, in realtà si sente praticamente tutto. E l'altro giorno noi dovevamo pregare, perché loro litigano per ore anche. Sì. E dovevamo pregare e studiare anche la parola, e in preghiera abbiamo detto: Signore, intanto benedici questa coppia, perché noi preghiamo sempre per loro due, e ti prego almeno in questo tempo fa sì che non litighino, così ci dai la possibilità di pregare e di studiare la parola. Appena finito di pregare, il ragazzo, insomma il marito, è uscito di casa. Cioè, come dire, oh gloria a Dio, Signore. Il Signore gli ha trovato un impegno. Sì, come l'hai fatto uscire, e lì in quel momento noi abbiamo potuto pregare, lodare, studiare la parola, e quasi alla fine è rientrato, però c'è stata la pace. Sì. Noi abbiamo concluso, e quando abbiamo concluso dopo un po' hanno ripreso a litigare. Quindi proprio... Da dove erano rimasti? Sì, sembra una cosa... Sembra una serie TV. In realtà lì almeno noi abbiamo visto la mano di Dio. Alleluia. Perché addirittura l'ha fatto uscire di casa perché noi potessimo lodarlo e studiare. Quindi noi speriamo che comunque loro riescano a trovare un equilibrio, perché secondo me ci sono tantissime incomprensioni in questa coppia. Magari vederli in chiesa, no? Magari. Preghiamo anche per questo. Però non è la prima volta che succede questo. Sì. Quando mettiamo in preghiera che loro sempre litigano, c'è pace, silenzio anche per un'ora. Sembra una cosa, però è vero. Pregate di più, così sentite più silenzio. La potenza è che la fede, cosa può fare la fede? Cioè lì sembra un qualcosa di banale. No, ma non lo è, non è banale nulla. Grazie per questa testimonianza. E passiamo alla cena del Signore. Isaia 50, versetto 8. Vicino è colui che mi giustifica. Chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Amen. Il profeta Isaia parla di avversario. Chi è il tuo avversario? Chi ci sfida continuamente? Il nostro avversario è sicuramente il principe delle tenebre che vuole avvolgerci nei suoi peccati, ma Gesù ha vinto tutto questo. Gesù ha vinto il nemico, ha vinto il suo peccato. E come dice ancora il versetto, ci ha giustificati, dice, no? Che cos'è la giustificazione? I ragazzi che vanno a scuola lo sanno bene, no? Che cos'è la giustificazione? Essere giustificati da un'assenza, da una malattia, no? Oppure perché quel giorno non avevo voglia di andare a scuola. Ma la cosa più confortante è che colui che ci giustifica è sempre vicino a noi, perché noi possiamo giustificare i nostri figli, ma sicuramente in quel momento non sappiamo dove sono. Non possiamo essere sempre presenti nella loro vita. Invece il nostro Dio è sempre lì vicino a noi. La sua giustificazione è presente. E la cosa più confortante è che questa giustificazione è avvenuta una sola volta e in eterno. È andato su quella croce una sola volta e non lo rifarà, perché adesso ci sta aspettando
vuole accoglierci. E mentre passano i simboli, quel pane che rappresenta il corpo di Gesù, martoriato, distrutto, offeso, e mentre passerà il vino che rappresenta il sangue che è stato sparso per ognuno di noi, se ancora non abbiamo accettato Gesù, non prendiamo i simboli perché non lo abbiamo ancora fatto, ma meditiamo, però. Pensiamo che può essere oggi il nostro momento. Probabilmente oggi è quel giorno speciale che stavi tanto attendendo, ma che ancora non avevi deciso, perché ancora non avevi compreso che colui che ti ha giustificato è sempre vicino a te. Amen, alleluia. Volevo invitare qui il fratello Gianni, se mi aiuti, grazie fratello, a distribuire i simboli e anche a pregare per i simboli. Signore, grazie per quest'oggi, Signore, perché possiamo venire qui a lodarti, possiamo innalzarti per quello che tu meriti, Signore. Oggi si è parlato anche di chi è il nostro nemico, Signore. Il primo nemico di noi stessi siamo noi stessi, perché cerchiamo le giustificazioni in ogni cosa, Signore, cerchiamo di andare lontano da te, pensando che la colpa è sempre di qualcun altro, Signore, però noi siamo nemici di noi stessi, Signore, perché tu sei andato su quella croce, Signore, ti sei sacrificato per il nostro amore, Signore, e ci hai dato la libertà. Quando si riconosce questo, Signore, non si può fare nient'altro che lodarti, innalzarti e renderti grazie, Signore, perché tu ci hai liberato da ogni male, Signore, ci hai liberato da noi stessi, Signore, dal nostro peccato, dalla nostra morte, dalla nostra avere solo uno scopo di morire e basta, Signore. Invece tu ci hai dato speranza, ci hai dato un futuro, ci hai dato il tuo amore, Signore, che ci porta nella vita eterna, Signore. Grazie, Signore, per quello che tu hai fatto per noi, Signore. Ma ti ringraziamo soprattutto perché tu hai vinto la morte, perché tu sei risorto, Signore. Questi simboli rappresentano la flagellazione del peccato e la vittoria tua che sei risorto per salvarci, Signore. Amen. Amen.
Scusate, ma stiamo avendo un po' di problemi con i televisori, quindi abbiamo cantato tantissime canzoni, ma questa è una delle mie preferite perché si parla del nome di Gesù, il tuo nome. Il tuo nome è una torre sulla roccia, il tuo nome è un rifugio nella notte, il tuo nome, ogni voce gridi forte, che niente ha il potere di salvare. Alleluia, lo facciamo in piedi, con forza, per ringraziare il Signore per quello che ci ha donato, cioè la vita eterna. Sulla roccia il tuo nome è un rifugio nella notte, il tuo nome ogni voce gridi forte che niente ha il potere di salvare, il tuo nome. Sulla roccia il tuo nome è un rifugio nella notte, il tuo nome ogni voce gridi forte che niente ha il potere di salvare, il tuo nome è una torre sulla roccia. Voce gridi forte che niente ha il potere di salvare, il tuo nome. Ma il tuo nome, Signore, alleluia, lode a te, Signore. Signore, guida le parole del fratello Riccardo. Grazie Signore per il pensiero che gli hai messo nel cuore oggi. Grazie per quello che ascolteremo, Signore. Continua tu a condurre questo culto. Nel nome potente di Cristo Gesù. Amen. Amen. La scuola domenicale c'è? Bambini in classe. Parola al fratello Riccardo. Come dice Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Però c'è tanto in questo buongiorno, perché c'è una compagnia, c'è una direzione che vogliamo dare alla vita, ci sono le motivazioni nostre, è una celebrazione alla vita stessa, perché la vita, come diceva anche Christian, è un dono, poterlo scoprire ogni giorno
è una grande meraviglia. Avete mai presieduto, ogni tanto le I si mettono in mezzo, avete mai presieduto ad una riunione? Oppure possiamo dire, avete mai partecipato ad un incontro che richiedeva la presenza di un relatore? Ecco, la parola ecclesiaste significa che qualcuno riunisce un gruppo di persone, come un po' siamo anche oggi. Spesso al lavoro facciamo riunioni con i dirigenti per fare, si chiama briefing, un punto della situazione per vedere cosa è necessario fare diciamo in quella giornata oppure in una programmazione a medio-lungo termine. Ecco, Ecclesiaste riguarda proprio le parole di un funzionario che ha la responsabilità di dire cose significative indirizzate ad un gruppo di persone. Conosciamo anche le abilità di questo dirigente in termini di predicatore, insegnante, filosofo, lo stiamo vedendo anche nel libro dei Proverbi. La sua visione della realtà è reale, però, è concreta e soprattutto ha esperienza per poter dire delle cose. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Questo è un versetto che abbiamo trovato nel libro dei Proverbi. Infatti, vi sono all'interno del panorama dell'Antico Testamento libri sapienziali come Giobbe, Ecclesiaste, i quali offrono altre prospettive sulla saggezza. La domanda per noi è la seguente: quale contributo fornirà il libro dell'Ecclesiaste per favorire il cammino della vita? Quale contributo darà Ecclesiaste al nostro cammino, a quel famoso buongiorno che ci siamo detti poco fa? Allora leggiamo capitolo 12 per fare una piccola panoramica su questa lettera meravigliosa, sapienziale. Ecclesiaste 12, 11 e 12, Ecclesiaste dirà, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Chi non vorrebbe essere guidato da una persona con questo profilo? Giusta, determinata, si avverte una sensibilità, capace anche di esprimere parole gradevoli. Siamo in un tempo in cui le parole non sono tanto sempre gradevoli. Le parole feriscono, le parole sono gratuite a volte. Capace questa persona, questo relatore, di esprimere parole gradevoli, e non a caso è scritto che ha messo in ordine un gran numero di sentenze. L'ordine è un prerequisito di Dio. Sembra allora che questo relatore lo conosca e lo imiti, non solo nella saggezza, come abbiamo visto anche in altre parti, ma anche portandola nella realtà, questa saggezza della vita stessa, nel lavoro, nel praticare la giustizia. Versetto 1 del libro dell'Ecclesiaste dice: parole dell'Ecclesiaste, questa è la sua carta d'identità, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Quello che sappiamo dell'autore è che è il figlio di Davide, quindi Salomone, re di Israele a Gerusalemme. Desiderava che i suoi lettori imparassero lezioni sulla vita attraverso la propria esperienza. E se non è proprio lui l'autore diretto, perché ci sono più voci diverse, cioè colui che scrive questo libro, quindi Salomone, comunque questa persona ha attinto da Salomone, ha attinto dalla sua vita stessa e lo ha voluto scrivere il suo vissuto. Ciò che invece ci riguarda è che è un libro dato a noi, è inserito nel canone biblico, riconosciuto vero e autentico e che ci aiuta
facendo parte di quella collana sapienziale, a vedere la vita così com'è, nuda e cruda, possiamo dire, reale, vera, non idealizzata. Osservando in modo più ampio possiamo dire che l'umanità, facendo un perimetro più ampio, mettendo questo libro all'interno di un perimetro più ampio, l'umanità è alienata da Dio. Dall'epistola di Paolo ai Romani sappiamo che non c'è nessun giusto, neppure uno, e tutti sono privi della gloria di Dio. L'umanità di fatto è decaduta, ma è altrettanto vero che ha un grande disperato bisogno di restaurazione, di redenzione, ovvero il bisogno è quello di dare un senso alla vita stessa, quel famoso buongiorno, ponendosi delle mete, avere dei progetti, perché senza di questi non siamo spinti verso il futuro, piuttosto rimaniamo fermi dove siamo. Vorrei farvi vedere un breve video di Umberto Calimberti che spiega che cos'è il nichilismo, poi lo spieghiamo in poche parole, che credo sia una realtà che sta condizionando molto la nostra società contemporanea. Lui parlerà della realtà giovanile, ma credo che è qualcosa che riguardi un po' tutti noi. Proviamo a vedere cosa dirà lui in 45 secondi. Siamo entrati in un'età che i giovani non hanno più fiducia nel futuro. Siamo entrati in quell'età nichilista che Nietzsche definisce molto bene. Manca lo scopo. Il futuro non è più una promessa. Quando il futuro non è una promessa non retroagisce come motivazione. Perché devo impegnarmi se non c'è un obiettivo davanti? Perché mi devo dare da fare? Perché nella vita noi non andiamo avanti per cause efficienti, cioè che qualcuno ci spinge. Nella vita andiamo avanti perché qualcosa ci attrae. E se il futuro non è motivante, non c'è un impegno. E al limite perché devo stare al mondo. Come si esce? No, non lo so. La cosa importante però è un'altra, che qual è il mio compito? Quello di dire che siamo in un'età nichilista, non perché io sono nichilista, ma perché se io mi muovo in un paesaggio con categorie che non appartengono alla verità di quel paesaggio, mi muovo male. Siamo entrati in un'età che i giovani non hanno più fiducia nel futuro. Siamo entrati in quell'età nichilista che Nietzsche definisce molto bene. Non ha una risposta. Vedete il pensiero com'è? Non ha una risposta. Cercheremo di trovarla noi, in qualche modo, in quegli strumenti che il Signore ci fornisce, ci dona. Ma io mi muovo in un paesaggio con categorie che non appartengono alla verità, di quel paesaggio mi muovo male. Lui dice, e non ha una soluzione. Forse è questo il malessere, ricercare la verità. Forse è questo il malessere che ci stiamo portando avanti anche come cultura, come società contemporanea, trovare una soluzione, trovare qualcosa che appaga in qualche modo il nostro cuore, il nostro animo. A Ecclesiaste capitolo 3 dice così, Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Una vera vita appagante è una vita che lotta per raggiungere delle mete nella compagnia di colui che può darle significato. Se vogliamo combattere il pensiero nichilista ci dobbiamo riappropriare del senso della vita, sapere che Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e soprattutto conoscere e comprendere da Dio stesso qual è il mio ruolo, il mio posto, il tuo posto, il nostro posto in questo spazio temporale che ci è consentito di vivere da quando nasciamo in qualche modo a quando moriamo. E noi possiamo avere fiducia che oltre la morte che cosa ci sta? Ci sta la vita, c'è la vita eterna. Pertanto abbiamo uno strumento in più per sperare, per andare verso il futuro. Non c'è bisogno che qualcuno ci spinga, come diceva lui, ma siamo attratti. E questa è una forza interiore, non è esterna. Perché tutto ciò che spinge può anche stancare. Ma se sono attratto, motivato, interessato, allora si va verso il futuro. Chi non vorrebbe approfondire questo pensiero? Mi riferisco al pensiero dell'eternità. Se sta nei nostri cuori, come poterlo identificare, comprendere e vivere? Tenteremo anche di offrire risposte, come ricercare il pensiero dell'eternità
Ecco che si ripeterà in Ecclesiaste spesso: non c'è nulla di nuovo sotto il cielo. Questo è un loop, è qualcosa che si ripete sempre. Non c'è nulla di nuovo sotto il cielo. E sotto il cielo però ci siamo noi. E che sono vite in cammino. È veramente così che non c'è nulla di nuovo? Oppure basta solo andarlo a cercare? La sfida sarà di tentare di contrapporre a questa forma di nichilismo contemporaneo qualcosa di nuovo che ci lascia andare verso il futuro. Troveremo anche dei destinatari ai quali la saggezza è indirizzata. Sono il giovane, come anche nel libro dei Proverbi, il popolo, questa comunità radunata, perché c'è un relatore che sta parlando ad un gruppo. Infine si userà anche in questa lettura sapienziale figlio mio, perché il figlio mio ha un carattere relazionale, funzionale, c'è affettività, c'è ascolto, c'è interesse, c'è comunione. Figlio mio. Quanto è bello poterlo dire. Figlio mio. C'è tutta la passione di farsi coinvolgere e di coinvolgere quella persona con le tue convinzioni, con la verità, con i tuoi principi, con quello che hai conosciuto della vita, perché sei arrivato un po' prima. La prima domanda che il relatore pone all'assemblea è la seguente. Ecclesiaste è il libro delle domande, perciò le domande fanno tremare le nostre vite, perché le pongono in una condizione di riflessione. Ecco la prima domanda di Ecclesiaste. Che profitto ha, versetto 3, l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Che profitto ha? Cioè, che vantaggio ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Allora, credo che sia necessario dare una risposta a questa domanda e per darla dobbiamo leggere i primi 11 versetti di Ecclesiaste, capitolo 1. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigere sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto e non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Vogliamo pregare. Signore, siamo davanti a questo relatore, uomo saggio, salvato dalla tua grazia, benedetto da te, che ha qualcosa da dirci questa mattina. E il nostro desiderio, Signore, è riflettere sulle sue domande, affinché possiamo trovare questa mattina, se manca nella nostra vita, qualcosa di nuovo, qualcosa che vale veramente la pena vivere, qualcosa che ci attrae e ci porta verso il futuro, qualcosa che ci lascia capire e vedere che la vita è un cammino, che la vita è lineare,
e ci porta verso una destinazione ben precisa. E così attraverso il tuo Spirito Santo, Signore, possiamo essere illuminati, Signore, dalla tua parola, che è una parola così potente, efficace, vera, autentica, che ci consente di fare i conti con noi stessi. Così benedici questo tempo, lo consacriamo a te, nel nome di Gesù. Amen. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Questa è la domanda. Beh, il concetto di profitto è un termine che corre più volte nel libro, quindi lo ricordiamo, lo dovremo ricordare più volte. È una parola che incarna il significato del guadagno, questo è il profitto. Si usava già a quei tempi per le operazioni commerciali. In termini fiscali si chiama utile, quello che viene in tasca dopo aver affrontato costi, pagato dipendenti, la struttura, l'energia, le tasse e quant'altro. Quello che è certo, a meno che non si è disonesti, è che quel profitto è il risultato di un duro lavoro, soprattutto nel nostro paese, che esercita una forte pressione fiscale sui dipendenti e anche sul costo del lavoro. Mi sono chiesto cosa sia per l'autore il vero senso della fatica. Sta parlando in qualche modo solo del lavoro? La domanda da porsi è la seguente: cosa sto realizzando con la mia vita? Come sto lavorando attraverso la mia vita? Quali utili ho tra le mani? Quello che sto facendo, usando il tempo, il denaro, la salute, è quello che mi realizza pienamente? È una domanda retorica che il relatore pone per verificare cosa pensiamo e soprattutto per consentirci di fare il punto della situazione. Cosa possiamo guadagnare? Che abbia vero senso e che ci lascia andare verso il futuro e che nel giorno della resa dei conti si possa dire: ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. Considerato che abbiamo già riconosciuto che il libro di Giacomo è il libro sapienziale del Nuovo Testamento, andiamo a leggere qualcosa anche dall'Epistola di Giacomo, capitolo 4, versetti 13 e 14. Giacomo, capitolo 4, versetti 13 e 14. E ora a voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succede domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Guardate che il vapore ha una grande funzione, ha un grande ruolo. È vero che sparisce subito, evapora subito, però attiva tutti i cicli della vita. Perciò qua sta dando anche significato alle nostre vite. Voi siete un vapore, siete qualcosa che attiva la vita stessa. Leggiamo anche i versetti da 4 a 7 del capitolo 1, che sono oggetto della nostra riflessione. Una generazione se ne va, un'altra viene, e la stessa sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per rincominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Mi ha fatto riflettere molto questo sole che ha fretta di fare sempre lo stesso giro. Questa fretta, questa circolarità. Sembra di essere dei criceti che girano dentro un cerchio, in una realtà che segue il suo ritmo naturale. Almeno questa è l'impressione che ho avuto. Ogni giorno c'è il sole che fa il suo giro e meno male che lo fa, il vento si muove e si fa sentire in base alla spinta che riceve, i fiumi corrono verso il mare, eppure il mare non si riempie. Questa è un po' la sintesi di questi versetti. In questo periodo storico abbiamo anche un altro problema.
non so se ve ne siete accorti attraverso l'informazione, quello della siccità. Così nemmeno questo ritmo dell'acqua sembra più essere sicuro. Le foci dei fiumi sono diventate fortemente saline. La salinità distrugge fauna e flora. Bisogna anche trovare il modo affinché i flussi salini non invertano la rotta e risalgano per i fiumi. Quindi adesso abbiamo un ulteriore problema. Però Salomone fotografa questo ritmo come qualcosa di straordinario, perché l'acqua continua ad andare e i fiumi e i mari stanno sempre con lo stesso contenuto. Il ritmo del sole, dei venti e dell'acqua sembrano fornirci una certa routine. Lo stesso è per le generazioni. Una se ne va e l'altra arriva. Possiamo dirci cosa sta cercando di dire il relatore, quale saggezza nasconde attraverso l'osservazione della realtà intorno a noi. Versetto 4. Una generazione se ne va e l'altra viene e la terra sussiste per sempre. Forse una risposta la troviamo in quello che era il modo di vivere di Gesù. Egli è un grande stimatore del libro dell'Ecclesiaste, perché il suo scopo è stato quello di lasciare un segno del suo passaggio. In un contesto in cui c'è un ritmo naturale delle cose, una routine, perché anche lui è vissuto in questo ritmo, no? Giusto? Si è incarnato, quindi ha fatto lo stesso percorso nostro. Egli cambia la realtà delle cose. Possiamo dire in termini teologici che la restaura con la sua vita, con il suo servizio, con quella quotidianità che lo rendeva un provocatore per alcuni e per altri un uomo da seguire. Gesù andava ai pranzi e alle cene, andava ai matrimoni e amava le feste. Perfino ha saputo trasformare l'acqua in vino, onorando quella festa. Incontrava una samaritana e le offre speranza di credere ancora al futuro, perché lei non aveva futuro. Capovolge le aspettative di molti, racconta parabole come quella del figlio il prodigo, a quel figlio scapestrato al quale gli sono riservati ogni migliore attenzione. L'anello, le scarpe, il vestito, la festa. Gesù avrebbe lavato anche i piedi ai suoi discepoli. Cos'è che conta veramente della vita? È quella di saperla vivere. Niente è appagante, niente potrà. E lo dice Salomone. Essere appagante se non conoscere Dio, se non attraverso la conoscenza di Dio. Vivere come Lui vuole, così come ha fatto Gesù, capovolgendo le attese e le aspettative delle masse. Siamo diventati un po' tutti nichilisti, poco poco, e ci stiamo arrendendo. Piuttosto guardare in avanti e credere nel futuro. L'acqua scorre sempre nella stessa direzione, lo abbiamo visto. Il sole fa sempre il suo giro. Qual è il nostro? Qual è il nostro giro? Qual è il nostro percorso? Matteo 16, 26. Matteo capitolo 16, versetto 26. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Sia Gesù e sia l'autore del libro dell'Ecclesiaste sono persone protese a lanciare un avvertimento per farne tesoro. Quale messaggio porterebbero a ciascuno di noi? Non sprechiamo la vita, questo è il messaggio. Diamo un senso alla vita quando prendiamo del cibo, quando usiamo il tempo che ci è concesso, quando ci diciamo buongiorno come abbiamo fatto questa mattina, quando utilizziamo la carta di credito o utilizziamo i contanti per fare gli acquisti, quando viviamo le nostre relazioni, cosa diremo, quale peso diamo alle parole, con quale saluto ci avviciniamo agli altri. Stai bene? Stai male? Come stai? C'è questa prossimità. Ecco, il libro dell'Ecclesiaste ci dice che non sempre le cose vanno come vogliamo noi, che vanno bene, ma questo non significa che non ci siano anche i modi, le opportunità per affrontare quel momento. Non viviamo in un mondo ideale, ma viviamo nella realtà delle cose. Forse Ecclesiaste ci è stato dato proprio per rendere più reale la nostra vita, come d'altronde tutti la desideriamo.
Nessuno di noi vorrebbe il dolore. Christian questa mattina lo ha testimoniato il suo dolore. E chi vorrebbe quel dolore? L'ingiustizia, la morte, soprattutto quando è prematura, il fallimento. Eppure nella piena consapevolezza di un fallimento ci si può rialzare. Vivere e sperimentare una vera resurrezione, uscire dalla routine della vita, dato che abbiamo anche il pensiero dell'eternità che dobbiamo individuare, ricercare, promuovere. Ma tutte queste cose accadono e lo stesso Gesù non si è potuto sottrarre alla realtà della vita. Ha saputo ridere, gioire, ha pianto, ha avuto dolore fisico e psicofisico. Questa è la vita reale, alla quale tutti noi dobbiamo far fronte. È anche cruda, ma nello stesso tempo Gesù ha combattuto, ha portato a termine lo scopo per il quale si è incarnato e ha vissuto in mezzo a noi, rendendo bella la sua vita, lasciando un segno indelebile del suo passaggio, una memoria affinché ogni generazione ne abbia ancora oggi la memoria. Eccola qua. Noi oggi abbiamo celebrato una memoria, un memoriale, un ricordo, perché la sua vita è stata una vita reale, che è piaciuta a qualcuno e ad altri no. Però questa è la vita. Ecclesiaste non è un pessimista esistenziale. Ecclesiaste è un libro che serve a noi per farci scendere un po' nella realtà delle cose e cercare di viverle, affrontarle, quantomeno almeno rispondere a quella domanda esistenziale. I tempi di Israele, i 40 anni nel deserto, lo immagino come una circolarità, però poi 11 giorni o quelli che erano bastavano per arrivare alla terra promessa, c'è una linearità. Allora, a volte le nostre vite sono così, girano, e non c'è più un futuro, non c'è più una direzione. Però c'è la possibilità che ci sia direzione nella nostra vita. Vediamo un po' questo uomo saggio cosa ci vorrà ancora dire. Seconda parte dal versetto 8 al versetto 11. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quello che sarà, ciò che si è fatto è quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo? E questa è una domanda. Guarda, questo è nuovo? Stai vedendo qualcosa di nuovo in queste cose? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto, non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Cosa c'è di nuovo? Il nostro relatore, che ha un popolo radunato, sta dicendo: cosa riuscite a vedere di nuovo? Si osserva infatti che l'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Nell'era che stiamo vivendo di iperinformazione, sembra essere quella migliore per poter saziare i nostri occhi e non stancarci di vedere. Vuoi sentire la musica gratuitamente? C'è il canale dedicato alla musica. Vuoi vedere un video, dei film? Hai dei canali specializzati. Vuoi conoscere delle persone? Seguile. Clicca il bottone e loro ti avvisano quando fanno delle cose o dicono delle cose. Così puoi seguire le persone. Quello che è significativo è che vogliamo continuare a vedere e udire. E questo è un aspetto positivo. Non ci basta mai. L'acqua dei fiumi va al mare e il mare non si riempie mai, abbiamo letto, no? Lo stesso è in ciò che vedo e che ascolto. Non basta mai. Cosa c'è di nuovo che sazi il mio occhio, che lo appaghi e nello stesso tempo cosa vorrei udire, che mi permetta di dire: ecco, ascolto e vedo qualcosa di nuovo, e che fermi, appaghi questa ricerca sfrenata del nuovo, ma che non mi soddisfa mai pienamente. Forse tentare una ricerca su altri canali,
perché tutto quello che si nutre del mio occhio e del mio udito è su canali terrestri. Versetto 9. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Vanità delle vanità sono le prime parole pronunciate da Ecclesiaste. Potrebbe essere un modo per formularci questa domanda: dove sto guardando? E cosa sto guardando? I conti non tornano perché sono iperinformato, ma rimango stanco e annoiato. Sono consapevole che questo relatore sia fortemente pessimista, ma di fatto sta creando, è quello lo scopo di questo relatore, una rottura con quello che immaginiamo e ci sta portando nella realtà e nella drammaticità delle cose. Solo se prendiamo consapevolezza che tutto sta morendo, allora forse facciamo qualcosa che ci riporti alla vita. Forse è guardare non solo sotto il cielo. Gesù sapeva farlo, ma guardare cosa c'è sopra. È vero che il sole esce al mattino e si affretta ad andare altrove, ma è altrettanto vero che Dio governa il sole, è Lui che gli dice le cose che deve fare. Significa che mentre tutto ha un ritmo e si realizzano dei cicli, c'è qualcuno che regna sull'universo e che vuole farsi vedere e farsi udire per saziare la nostra curiosità. La mia grazia ti basta. Adesso ho un motivo in più, ho un valore in più, un tassello in più per capire questo principio. La mia grazia ti basta, disse il Signore all'Apostolo Paolo. Stava dicendo: vivi quella vita anche con gli aspetti crudi che essa ti porta a sperimentare. Vivila così com'è. Anche se tu vorresti viverla o hai dei desideri diversi, vivila così com'è. Ma sappi che la mia grazia sarà quella che appagherà i tuoi occhi e gratificherà il tuo ascolto. Disse l'Apostolo ad uno dei suoi collaboratori: prendi pure il mantello. Quello era il suo bisogno di riscaldarsi. Prendi pure le pergamene, però. Prendile. Possiamo dire: portami la Bibbia, portami qualcosa che mi lascia comprendere il piano di Dio per la mia vita, che non è una vita facile, eh? Sappiamo com'è la vita dell'Apostolo Paolo. Credere in Dio significa saper vivere sotto il cielo, senza essere illusi da un mondo che abbiamo idealizzato, piuttosto prendere coscienza anche della drammaticità del mondo reale in cui siamo, ma che ha senso in questa relazione con Lui. Non c'è nulla di nuovo sotto il cielo? Adesso è una domanda, non è più un'affermazione. Ma veramente non c'è nulla di nuovo sotto il cielo? Eppure qualcosa è accaduto che può rendere nuovo ogni giorno della nostra vita, ogni momento della nostra esistenza. Seconda Corinzi 5,17. Seconda Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, che cos'è? Egli è una nuova. Pensate Salomone che sta dicendo a loro. Non è il pessimista di turno. Sta cercate di vedere qualcosa che va oltre quello che sapete. Spingetevi a cercare qualcosa di nuovo. Lo ripeto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Sono diventate nuove. La realtà delle cose, pur nella loro drammaticità, è fotografata da una compagnia che rende nuovo ciò che senza di lui è solo solitudine. Anzi, vi dirò di più, Ebrei capitolo 10, versetto 20. Dirà l'autore: per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina,
vale a dire la sua carne. Abbiamo anche una via nuova, sulla quale incamminarci. Basta solo alzare lo sguardo e incamminarsi in una nuova relazione. Fino a che guardiamo solo sotto il cielo, viviamo in modo circolare. Ricordo la tua mano che mettesti qua. Ma se guardiamo anche cosa c'è sopra e chi governa, riutilizzando quell'immagine, togliendo la mano, allora riconquistiamo il senso della vita, che ha una certa linearità e che ci dona un futuro che forse abbiamo anche perso. Cosa c'è di nuovo per te questa mattina? Che questa sia una parola di benedizione che non viene dal predicatore, ma viene dal Signore stesso. Cosa c'è di nuovo per te questa mattina? Prima Corinzi 2,9. Cosa c'è di nuovo? Ma come è scritto, le cose che occhio, vedete come riprende Ecclesiaste, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai, la drammaticità del peccato, la separazione, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, la promessa, sono quelle che Dio ha preparato per te, per coloro che lo amano. Se sei stanco o sei stanca, allora significa che questo versetto è vero. Se manca qualcosa che l'occhio e l'udito non riescono a cogliere, allora questo versetto è scritto per te. Ecco cosa sta facendo questo relatore, sta cercando di portarci nella realtà delle cose. Le domande che pone servono per creare un vuoto, per poterlo poi però riempire. Quando si evidenzia un problema, se non c'è la soluzione, non si va da nessuna parte. E lo stesso è qui. Il relatore crea un vuoto attraverso questa domanda affinché si possa riempire. Non avete mai pensato che l'iperinformazione non ci dà spazio di pensare? Si pensa solo se si favorisce uno shock. A volte è tutto molto accelerato, però fondamentalmente questo ci impedisce di riflettere. Perfino le immagini, i fotogrammi, non so se vedete qualche video, sono continuamente degli scatti per sensibilizzare l'occhio, perché sennò ci stanchiamo. Anche questa è una strategia per attirare l'attenzione e l'ascolto. Le parole che riempiono il nostro cuore ci sono pronte, sono state già preparate molto tempo fa, basterebbe solo cercarle. Gesù lo ha fatto anche in modo pratico, ha rotto tutte le consuetudini e le realtà apparenti che nascondevano i veri bisogni, offrendo parole e atti concreti che potessero indirizzare le persone a non farsi assorbire dalle consuetudini e dalle apparenze. Vi ricordate la prima domanda che ci siamo posti? Qual era? Che profitto, quindi che guadagno trae l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Possiamo dircelo adesso, non ci guadagna nulla. Non ci guadagna nulla. Non c'è nessun utile. Si può avere tanto utile. Lo disse Gesù anche. Solo nella relazione con Lui. Ecco l'utile. Cioè, noi viviamo di quelle cose, viviamo nella realtà delle cose, ma non ci manca qualcosa. E questo qualcosa Salomone sta cercando di dircelo, ricordarcelo in Ecclesiaste. Se è vero che non c'è nulla di nuovo sotto il cielo, è altrettanto vero che possiamo vivere sotto il cielo in un modo nuovo. Questa è la realtà, appagante, perché Egli offre in dono la vita eterna attraverso la quale sazia oggi e sazierà i nostri occhi e appaga e appagherà il nostro ascolto. Che
Che Dio benedica la sua parola. Grazie al fratello Riccardo per le parole che abbiamo ascoltato. Ci sono tanti argomenti che possiamo anche rivedere durante questa settimana su YouTube. Possiamo ancora andare a rivedere, riascoltare la predicazione di oggi. E quindi, se abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo, allora vi consigliamo di aprire le scritture, leggere le scritture, chiedere al Signore che vi dia saggezza per comprendere bene il messaggio che Dio ti vuole insegnare attraverso le sue scritture, e sicuramente tirerai fuori dei concetti nuovi, perché la Bibbia è un libro nuovo, seppur datato, perché seppur ha tantissimi anni di storia. Volevo salutarvi a casa dopo questo canto che si chiama Correrò da te. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì. Buona domenica dopo questo canto. Che cresce in me, sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, ai confini del cielo, alla porta del cuore, hai atteso il mio sì. Correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, nel correrò con te. Accoglierai fra le braccia del tuo amore, mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di